certificati bio, e la sfida maggiore è raccogliere l'uva al momento veramente ottimale. Questo è un modo che si trova magari scritto in tante brochure, però di produttori magari qui ci sono tantissimi che veramente aspettano il momento giusto per raccogliere, che fa la vera differenza tra un vino buono e l'altro. E poi interventi in campagna, quasi tutti gli interventi sono manuali, fino alla raccolta dell'uva in cassette, e poi in cantina interventi veramente minimi, senza aggiungere nessun tipo di coadiuvante, di enzimi, di acidificazione, niente. Quindi si tratta veramente di accompagnare il vino fino alla bottiglia. Il capovolto prende il suo nome dalla forma di allevamento della vite che si usava fare fino agli anni, si usa fare ancora in realtà, però era una forma di allevamento dove tu raccoglievi per ogni pianta dai 15 ai 20 grappoli, perché il capo, il tralcio veniva voltato, curvato per avere più superficie, quindi avere più gemme, avere più frutto. Era un periodo in cui contava molto la quantità sulla qualità, quindi i contadini cercavano di raccogliere più uva possibile per fare più vino possibile. Noi abbiamo preso questo nome qui come legame con il territorio, però non coltiviamo più a capovolto ma coltiviamo a Gouillot, quindi invece di 15-20 grappoli per pianta ne abbiamo 5. Ovviamente la qualità migliora, e anche se la quantità diminuisce, è inevitabile, però ci piaceva questo legame con il territorio anche sul nome del vino. Poi il fatto che abbia anche un doppio senso, capovolto, anche che possa essere interpretato anche in altri modi, perché comunque ci piace che una bottiglia di vino venga terminata. E quindi di quale onorificenza ha goduto il capovolto recentemente? Nonostante l'annata stranissima, è stato premiato tra i vini d'eccellenza dalla guida dell'Espresso.